Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni. Ben trovati con un nuovo spazio di approfondimento qui sui canali di Veneto 1 dedicato alle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018, ai candidati e ai programmi dei vari movimenti politici. Nostra ospite in questa occasione la senatrice del Partito Democratico Laura Puppato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Laura Puppato, trevigiana, montebellunese, senatrice nella legislatura appena conclusa, proprio come dicevo, per il PD e ricandidata nell'uninominale al Senato nel collegio di Montebelluna Castelfranco Belluno e poi parte anche della provincia veneziana Scorzè Martellago. Questa è la geografia del collegio, e poi anche nel plurinominale, nel proporzionale. La legge elettorale prevede questo doppio metodo di elezione, sempre al Senato, naturalmente nel collegio Veneto 1 delle province di Treviso, Belluno, Venezia e Rovigo. Entrando nel merito anche delle priorità che il Partito Democratico e la senatrice Laura Puppato hanno definito per la loro azione nella precedente legislatura e poi naturalmente vorranno portare avanti anche nella prossima tornata di legislatura. Senatrice, uno dei temi su cui il governo è intervenuto, ma che ha suscitato anche parecchie polemiche, ha attirato al governo Renzi molte critiche, è quello del lavoro. È forse uno degli aspetti che ai cittadini, lo dicono anche tutti i sondaggi, sta più a cuore, una delle richieste che arriva più forte dall'elettorato. Come dicevamo, il governo Renzi è intervenuto su tutti il Job-Ex, insomma è rimasto un po' il simbolo dei programmi. Ha attirato anche molte critiche, vi ha attirato molte critiche. Ecco, è così, insomma, siete stati accusati di aver cancellato la legislazione sul lavoro, di aver anche reso ancora più difficile la ripresa. È così oppure no? Beh no, direi proprio di no, ma cerchiamo di snocciolare i dati del Veneto e anche dell'Italia, che così ci rendiamo conto di che cosa parliamo. Beh, innanzitutto noi abbiamo avuto in eredità un paese con un prodotto interno lordo che parlava solo in negativo da 4 anni. Esattamente nel 2013 avevamo un meno 1,7 in quell'anno, ma ricordiamo tutti che il 2009-2010 aveva portato a un meno 4, meno 5. Complessivamente avevamo perso praticamente 9 punti percentuali di PIL, cioè il 10% della ricchezza del paese se n'era andato del prodotto interno lordo. Il 2017 sappiamo che avrà un prodotto interno lordo che è il più alto di quelli finora, diciamo, da 10 anni a questa parte, che è l'1,7, naturalmente con la speranza che, siccome non è ancora stato certificato, secondo alcune ipotesi dovremo arrivare più vicini ai 2% che all'1,5. Quindi probabilmente ci sarà anche una revisione in estensione di questo dato. L'export nel 2017 Italia sarà del 3,7% in più, quindi una crescita molto molto impegnativa e bella, diciamo, ma la cosa più bella sono gli investimenti, oltre all'occupazione. Sono 2 dati che ci rendono in maniera plastica ciò che è avvenuto in questo tempo. Cioè il 2013 gli investimenti in un solo anno si sono ridotti del 6,6. Spieghiamo. Investimenti vuol dire che le imprese non credono più nel paese, non reinvestono nella loro attività, non migliorano le loro competitività, le loro performance, i loro prodotti, non credono nel commerciale, cioè non investono nella vendita. E quindi ovviamente tutto questo si portava a una riduzione dell'occupazione che, voglio ricordarlo, sempre nello stesso anno, il 2013, ci vedeva con solo 22 milioni di occupati, la quantità di occupati più bassa a partire dagli anni 70. Che cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo superato una soglia, la soglia che non eravamo mai riusciti a superare in passato, dei 23 milioni e 200 mila occupati, quindi 1 milione
diciamo, e circa 100.000 occupati in più. Gli investimenti sono al 3,7% in più, la disoccupazione non è diminuita moltissimo, dal 12,1 siamo passati all'11, poco meno. Adesso aspettiamo gli ultimi dati. Allora uno potrebbe dire, beh, cosa avete fatto? Avete ridotto solo di 1,5 punti, forse meno, la disoccupazione. Attenti, è successo un fatto che non era mai accaduto nel paese, e cioè tutto quel mondo dei NEET, cioè sostanzialmente di quegli giovani e meno giovani, che non cercavano neanche più lavoro e quindi non si iscrivevano nelle liste di collocamento, non indicavano il loro nominativo come un possibile, diciamo, nominativo interessato al lavoro, in realtà sono aumentati tantissimo. Questo ha iscritto nelle liste di collocamento, poi adesso spieghiamo anche perché si iscrivono. C'è una ragione di speranza, c'è anche una ragione economica che va detta, no? E che oggi è a tutela di tutti i lavoratori, nessuno escluso. Ieri chi lavorava nella mia azienda, va bene, non aveva diritto a nessuna forma di cassa integrazione nel momento in cui io l'avessi lasciato a casa, non aveva diritto a nessuna forma di disoccupazione, se non i 90 euro, 100 euro, quanti erano, se l'avessi lasciato a casa e comunque per un periodo molto breve. Bene, oggi mentre un tempo solo le grandi aziende potevano utilizzare l'articolo 18, che ovviamente doveva dimostrare, per così dire, secondo lo Statuto dei lavoratori, che il licenziamento era avvenuto per ragioni, diciamo, assolutamente di buona causa, con motivazioni pluriverificate, e comunque ancora in quel caso non si riusciva. Oggi noi diciamo una cosa diversa. Viviamo in un mondo che è fatto così, non lo vorremmo così probabilmente, ma dobbiamo adattarci. È un mondo flessibile, è un mondo dove le cose cambiano, è un mondo dove il lavoro dura difficilmente 30 anni per una persona, come invece avveniva magari fino a 20 anni fa o a 10 anni fa. Oggi dobbiamo adattarci a un mondo che cambia. E allora che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che tutti i lavoratori, da quest'anno compresi gli autonomi, che non sono mai stati considerati, va bene, nel momento in cui perdono il lavoro, hanno diritto ad una copertura che abbiamo chiamato NASPI, che è una copertura fino a 24 mesi, che dà diritto fino al 70% del reddito che avevano. Quindi, di fatto, un paracadute, una possibilità di ricercare lavoro senza l'affanno dell'assenza di un reddito mensile, senza trovarsi nelle estreme difficoltà di chi si trova disoccupato e non ha neppure i soldi per mangiare. Ecco perché siamo andati non solo ad una tutela, diciamo, progressiva, no? Via via che una persona accumula anni di lavoro, ma siamo andati a tutelare l'intero comparto dei lavoratori nazionali di qualsiasi impresa, piccola, grande, media, artigiana, commerciante, dei servizi o di qualunque altro tipo, che prima non avevano niente, per cui avevamo la scopertura di oltre l'80% dei lavoratori in Italia, che in realtà sono lavoratori delle realtà minori. Bene, oggi tutto questo non c'è e credo che progredendo sul tema delle tutele, perché questo deve fare uno Stato, tutelare coloro che non per loro volontà perdono il lavoro, ma che per loro volontà lo ricercano anche il lavoro. E qui sulle politiche attive stiamo lavorando molto, perché dobbiamo evidentemente far coniugare correttamente domanda e offerta con la formazione adeguata, che non c'è e si sta cominciando a fare, e soprattutto appunto con le politiche attive sul lavoro. Chiudo dicendo che dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista politico, quello che vorremmo fare è anche portare finalmente il costo orario ad un minimo che non scenda al di sotto di quello, perché quello di cui ci siamo resi conto è che un po' approfittando della crisi, un po' per diciamo ragioni strutturali, in realtà nonostante gli 80 euro, che pure sono stati una benedizione per milioni di lavoratori italiani nel pubblico e privato, d'accordo, nel corso di questi anni, grazie appunto ai 960 euro che abbiamo messo a disposizione con il cuneo fiscale ribassato, bene, oggi in realtà noi ci troviamo con troppi lavoratori che prendono e percepiscono paghe davvero che non permettono una vita dignitosa, diciamolo. E quindi su questo l'impegno nostro
del Partito Democratico, impegno vero che abbiamo sempre mantenuto fino ad oggi e vogliamo mantenere, è di proseguire sulla strada delle garanzie, delle tutele e del costo orario minimo. Dico di più, il Veneto, parliamo del nostro Veneto, ha valori, se possibile, ancora migliori rispetto a quelli italiani, un avanzo commerciale record nel 2016 di 16 miliardi, un export dei 5% nei primi 9 mesi del 2017, cito dati CGA di Mestre di fronte a me, aggiornati a novembre del 2017, ha il tasso di disoccupazione tra i più bassi d'Italia, il 5,8%, ha anche pochi net, cioè i lavoratori che non cercano lavoro né studiano, e anche in questo caso è al secondo posto dopo il Trentino Alto Adige, ha il PIL dal 2014 al 2018 più elevato della media italiana e in termini di prodotti made in Italy un saldo commerciale che è tra i più elevati d'Italia, subito dopo quello dell'Emilia Romagna, per 25 miliardi di euro. Quindi, in buona sostanza, credo che con i 65 milioni di presenze turistiche e con questi dati, insomma, si possa dire che stiamo veramente uscendo dalla crisi. Punti di debolezza ce ne sono parecchi, tra cui il tasso di occupazione femminile che non è ancora così buono, e soprattutto abbiamo avuto la stretta creditizia, la stretta delle imprese, e nonostante anche nell'ultimo bilancio abbiamo finanziato sia la Confidi per quanto riguarda le medie e piccole aziende, sia proprio il credito, diciamo, che normalmente viene ad essere erogato con forti finanziamenti anche in questo senso. Ricordo la Sabatini Ter che è stata finanziata con 300 milioni nell'ultimo bilancio, ricordo i miliardi, mi pare 2 complessivi, messi in campo da Industria 4.0 per le imprese innovative. Insomma, aver creato fiducia, fare in modo che l'Italia divenga un terreno ancora importante per l'occupazione, essendo noi comunque la seconda manifattura d'Europa in termini, diciamo, di quantità di lavoratori, insomma ci fa pensare che la china l'abbiamo risalita e adesso dobbiamo lavorare insieme per portare il benessere ovunque, anche nelle famiglie più in difficoltà, cosa che dal 1 gennaio ha visto la nascita di un fondo importantissimo che supera il miliardo di euro e che ha permesso e sta permettendo, ci sono veramente tante richieste che stanno arrivando, si parlava di 75.000 richieste fino ai primi giorni di gennaio, quindi appena cominciato, quindi è un importo importante. Parliamo del REI. Esatto, il reddito integrativo di solidarietà che dà fino a 18 mesi, diciamo, una cifra dipende dal nucleo familiare, ma insomma una cifra importante per aiutare e contribuire alla qualità della vita di queste famiglie povere. Laura Puppato, in conclusione, proprio una battuta a proposito come dire, dei prossimi passi per risalire definitivamente questa china di cui parlava, diceva occupazione femminile ma anche giovanile, forse questo è uno dei punti che ancora rimane, su cui ancora rimane da fare, insomma, anche nel nostro Veneto, certamente migliore di altre regioni, non ci piove, ma anche qui i dati restano elevati. Noi abbiamo un gap. Noi abbiamo ricominciato a vedere i cartelli esposti fuori, cercasi, tornitori, piuttosto che tecnici, piuttosto che ingegneri. Per esempio l'altro giorno mi ha chiamato, ci siamo parlati con il presidente del Porto di Venezia e mi diceva se ci sono ingegneri che cercano lavoro mandaceli perché abbiamo bisogno. Quindi ci sono delle professioni richieste che non trovano, diciamo, con facilità, no? un numero di giovani, diciamo, anche meno giovani, disponibili all'assunzione. E ci sono però delle lauree che, ai noi, non mettono in campo quella professionalità che viene richiesta. Ecco perché prima parlavo della necessità di sbrigarci a mettere in campo le politiche attive sul lavoro, cioè un po' sul modello Germania, no? Devi fare in modo non solo che chi esce dalla scuola possibilmente sia o abbia acquisito, diciamo, in qualche modo una cultura, una competenza che poi possa trovare entro un anno facilmente il lavoro, ma anche fare in modo che effettivamente si indirizzino questi ragazzi in relazione alle competenze che vengono richieste nel mondo del lavoro, perché altrimenti ci troviamo con sacche di persone
capacissime che devono magari emigrare perché qui non trovano diciamo una risposta adeguata, e onestamente da questo punto di vista dobbiamo cercare di essere il più possibile collimanti tra lavoro e scuola, e quindi scuola e lavoro, che è tra l'altro il dualismo che si è venuto a creare anche con questa dualità insomma importante che è stata portata avanti dalla ministra Fedeli nel corso dell'ultimo anno e mezzo, proprio perché il binomio scuola-lavoro insomma non può essere totalmente cancellato. E poi il costo orario, insomma io penso che se riusciamo davvero a fissare un costo orario minimo, beh, insomma andiamo a tutelare la dignità delle persone, perché questo è importante, capito? Certo, oltre al lavoro, la qualità del lavoro, insomma, perché poi magari Non qualcuno, basta lavoro, il lavoro lo trova, ma le Magari le condizioni condizioni non non sono sono quelle da dignitose, permettere anche, non esatto, sono anche dignitose. semplicemente da permettere un progetto di vita. Certo. Grazie alla Grazie a voi. senatrice Laura Puppato per essere stati con noi, per averci presentato le priorità in tema di lavoro. Grazie ancora a Laura Puppato del Partito Democratico, grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento è con i prossimi spazi di approfondimento dedicati alle elezioni politiche del 4 marzo, sempre sui canali di Radio Veneto 1. Speciale elezioni. Interviste e commenti sulle prossime elezioni.